Premiazione ieri al Palacongressi di Agrigento del concorso Archeochac 7, un minuto per la Concordia, che ha visto la presenza di tanti studenti provenienti da tutte le scuole d'Italia che vi hanno partecipato realizzando dei filmati finalizzati a promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico indetto dal Parco Archeologico Valle dei Templi con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale. I riconoscimenti, consistenti in una targa ricordo, sono stati assegnati dalla giuria composta da Maria Concetta Parello, Stefana Ierna, dai docenti Sandro Fanara, Fabio Zarvo e il dirigente scolastico Roberto Navarra. È da diversi anni che ormai l'ufficio quinto ambito territoriale per la provincia di Agrigento, diretto dal dottore Zarbo, ha aderito in maniera proprio massima a questa iniziativa promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L'Archeochac è un'opportunità che viene data alle scuole non solo della provincia di Agrigento ma a livello nazionale, e i risultati che si sono conseguiti nel corso degli anni sono stati abbastanza soddisfacenti per tutti, per il parco ma soprattutto per noi dell'ufficio, vedere insomma in prima persona coinvolti gli studenti a cercare di far sì che quello che sono i nostri siti archeologici, ma non solo, possano essere portati a conoscenza di tutto, di tutta l'Italia. Credo che questa sia la soddisfazione maggiore. Questo momento per noi è particolarmente sentito e l'Associazione Nazionale Presidi lo ha fortemente voluto e anzi auspica che nel tempo possa continuare. È un'iniziativa da noi caldeggiata proprio perché un minuto per la Concordia ha un valore culturale, valoriale e simbolico molto forte, in un momento storico peraltro in cui i valori della tolleranza, dell'accoglienza, dell'interculturalità e della multiculturalità hanno la necessità di trovare dimora, di trovare la loro profondità. È chiaro che per noi questo lavoro che viene svolto nelle scuole diventa un lavoro veramente importante. Coinvolgere i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado diventa un momento di riflessione sotto una forma che però per loro ha anche degli aspetti a tratti ludici nella realizzazione dei videoclip o degli spot. Un momento per riflettere fra il serio e il faceto su temi veramente importanti e su temi che hanno una loro profondità. Auspichiamo che in futuro si possa anche, ritagliare uno spazio per una formazione docenti che possa essere approfondita e che possa dettare delle linee che diventino poi trasversali per tutto il lavoro che viene fatto già nelle scuole, ma che può continuare sotto l'egida di questo Tempio della Concordia che richiama e che rimanda al valore di una concordia dei popoli più ampia. Oggi si conclude la 7ª edizione del concorso Archeochac, un concorso promosso con l'Ufficio Scolastico Regionale ambito di Agrigento e che ha visto la partecipazione negli anni numerosissima di tante scuole, non soltanto siciliane ma anche italiane e straniere. La premiazione, che quest'anno è anche un evento particolare perché è inserita nell'ambito delle manifestazioni del mandorlo in fiore, e inoltre vede anche la premiazione di alcuni istituti scolastici che hanno prodotto dei filmati a seguito di una esperienza di alternanza scuola-lavoro organizzata sempre dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che ha preparato i ragazzi alla produzione di filmati di argomento archeologico.